Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Eccoci qua, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, in diretta con linea diretta speciale Maltempo. Abbiamo il primo ospite, Luca Fanotto, sindaco di Lignano Sabbiadoro, per fare il punto con lui per quanto riguarda le violente mareggiate che hanno colpito in queste ore la litoranea friulana e soprattutto i danni sono molto ingenti. Così, signor sindaco? Sì, diciamo che la mareggiata insomma ha eroso una parte dell'arenile di Lignano, però avevamo anche di concerto con l'assessorato alle attività produttive e turismo della regione predisposto delle misure di contenimento a difesa della linea di costa che sono noti come sacconi, no? Cioè dei big bags riempiti di sabbia che hanno permesso alle onde di infrangersi, evitando, diciamo, l'erosione che si era venuta invece a manifestare l'anno scorso. Quindi hanno assolto a una funzione di contenimento anche importante in certi punti appunto del litorale. Tuttavia una parte dell'erosione c'è stata e soprattutto il problema attualmente è legato all'asporto del materiale che è particolarmente ingente e che viene scaricato dal fiume Tagliamento, quindi abbiamo alberi, legni di qualsiasi insomma natura che dovranno essere velocemente insomma raccolti e asportati da parte dei concessionari prima che gli stessi vengano ad interrarsi, perché poi la rimozione risulta ancora più difficoltosa. Quindi il problema principale in questo momento è proprio legato alla eliminazione di questo materiale spiaggiato. Ecco, sappiamo, sindaco, che voi avete tentato anche delle soluzioni, in un certo senso d'emergenza, con una posizione di questi sacchi particolari per evitare, insomma, il peggio in un certo senso. Sì, sì, come dicevo, ecco, questo è un intervento che è stato condotto sotto la direzione delle attività produttive della regione e che è stato fortemente richiesto dal nostro comune, ma anche da parte dei singoli concessionari, perché avevamo sperimentato già 2 anni fa questa tecnica e aveva dato dei buoni risultati di contenimento della sabbia. Quindi diciamo che l'effetto della mareggiata viene particolarmente attenuato nel momento in cui trova un ostacolo nella linea di costa, e questo ostacolo per fortuna era stato anche realizzato per tempo con un investimento da parte della regione, e al termine insomma della loro efficacia gli stessi sacconi verranno poi rimossi. Tuttavia la mareggiata è stata particolarmente intensa a causa del vento di scirocco, e in alcuni punti questi sacconi si sono anche interrati, quindi diciamo un effetto erosivo da parte del mare si è venuto a determinare in alcuni tratti dell'arenile. Però insomma voglio dire, questo è stato sicuramente un episodio più attenuato rispetto a quello dell'anno scorso, nel momento in cui appunto i sacconi non c'erano, non c'era questa appunto linea di difesa della costa. Quindi per noi diciamo certo i danni ci sono, ma come ricordavo sono prevalentemente legati poi anche allo smaltimento del materiale spiaggiato, perché veramente ci sono tonnellate di quantità di materiale da asportare. Quello che conta, e bisogna sottolinearlo, il pronto intervento, nel senso che vi aspettavate, ai noi le previsioni del tempo parlavano chiaro, ma quello che conta è che la macchina operativa e organizzativa si è messa subito in moto.
Sì, sì, noi siamo sempre, diciamo, pronti a fronteggiare anche questi fenomeni di emergenza che purtroppo stanno diventando, ecco, sempre più ordinari, no, nel nostro territorio. E quindi abbiamo dovuto necessariamente attrezzarci per far fronte a queste situazioni. Io infatti voglio ringraziare veramente di cuore la Protezione Civile, tutti i volontari di Lignano che si sono adoperati nell'attività di monitoraggio, perché avevamo anche una criticità legata all'alta marea nella giornata di ieri, perché quello che è capitato a Venezia, voglio dire, ha avuto un influsso anche sulla nostra linea di costa, anche a grado, diciamo, no, come a Lignano. Infatti la marea è stata più alta e più lunga rispetto alle previsioni, e abbiamo dovuto infatti compartimentare alcuni tratti della laguna proprio per evitare che il mare uscisse, come si è verificato peraltro l'anno scorso dalla darsena di Portovecchio. Tuttavia questo non si è verificato quest'anno, ma i volontari hanno voluto procedere appunto alla difesa, e quindi a stabilizzare dei sacconi di sabbia anche in quei tratti particolarmente critici. Adesso il grande lavoro dovrà essere effettuato da parte dei concessionari dell'arenile, che sono peraltro già attrezzati, ma che dovranno sobbarcarsi dei costi anche particolarmente ingenti in questo momento per l'asporto appunto di questo materiale. Altri danni, diciamo, sul territorio, a parte le piogge intense che avranno allagato, ecco, qualche scantinato, ma per il resto non si sono avuti. Ecco, Certo. la parte principale è stato l'arenile. Ecco, tra l'altro tra poco avremo anche altri suoi colleghi in onda, avremo il sindaco di Forni di Sopra per sentire un po' la situazione per quanto riguarda il comune fornese, e poi sentiremo anche il sindaco di Tolmezzo in qualità di presidente dell'UTI Carnia per fare un po' il punto della situazione invece in generale per quanto riguarda il maltempo. Tra l'altro, per le ultime notizie, proprio stavo vedendo adesso su Twitter, la Protezione Civile segnala appunto valanghe in montagna, 5 su 5 in certi punti, 4 su 5 sul resto del territorio. Valanghe che potrebbero a loro volta creare un po' un problema, perché l'acqua poi si riversa nel tagliamento che a sua volta insomma discende a valle. Quello che conta è che il fiume, almeno stamattina ci sono transitato sopra la zona di Codroipo, sta scendendo, calando, e l'acqua sta defluendo in maniera regolare, no, verso il mare, fino a pochi minuti fa. Me lo può Sì, sì, confermare? assolutamente, c'è un deflusso regolare perché è cessato il vento di scirocco e quindi il mare sta ricevendo bene, ecco. Però chiaramente sta portando il tagliamento giù di tutto, no? Che si sta riversando, ecco, sulla spiaggia di Lignano in un certo modo, e quindi sì, questo è il nostro problema in questo momento. Senta, che soluzioni si potranno intraprendere a breve? Nel senso che lei è un amministratore comunale, lo sa meglio di me, a breve vuol dire tra 4-5 anni più o meno, operativamente parlando, ma secondo lei che soluzioni si possono finalmente adottare per salvaguardare il fiume e nello stesso tempo le attività produttive presenti nel litorale? Ma sicuramente una pulizia, diciamo, costante del fiume è una cosa, a mio avviso, fondamentale da garantirsi. Quindi, diciamo, uno stanziamento anche da parte della regione nei capitoli di bilancio che prevedano questo tipo di intervento come ordinario e non meramente straordinario, beh, penso che possa ovviamente garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone rivierasche, no? Quindi delle comunità rivierasche, ma anche permettere appunto poi al nostro territorio di avere meno detriti poi da smaltire nel caso di piena. Oltre al fatto che insomma alcuni interventi nella bassa si stanno facendo, soprattutto di consolidamento degli argini con Certo. le iniezioni, no, di cemento, un importante lavoro da parte della regione nella difesa appunto dell'argine del fiume Tagliamento è stato condotto anche sul territorio di Lignano, perché lo hanno, insomma, hanno costruito una sorta di diga in cemento armato nella parte terminale della foce, che ha
fortunatamente permesso il contenimento appunto della piena, perché negli ultimi anni era stato eroso circa 15 metri, erano stati erosi circa 15 metri di argine, quindi c'era il rischio che poi l'acqua potesse entrare, un rischio veramente molto concreto, all'interno del camping Pinomare, che costeggia questa parte del fiume Tagliamento. Quindi l'opera è stata tra l'altro inaugurata nel corso di questa stagione turistica, nel corso quindi di questa estate, ed è stata un'opera molto importante che, come sottolineava lei, ha richiesto parecchi anni di progettazione, di valutazione, per poi garantire la sua realizzazione. Ecco, però a mio avviso mi sento insomma di dire che le opere del fiume Tagliamento devono partire anche poi a monte, no? Proprio per cercare di contenere la portata dell'acqua in caso di piena. Io capisco che ci sono poi varie visioni, ecco, vari studi, varie opinioni anche su questo tema, ma non si può pensare che la messa in sicurezza del fiume possa concretizzarsi solo a valle, ma per mettere in sicurezza la valle è necessario intervenire anche a monte. Quindi ecco, queste sono le due cose fondamentali, cioè le opere a monte da un lato e una manutenzione ordinaria costante del fiume dall'altro, insomma, per cercare di contenere e arginare questo tipo di fenomeno, oltre che a mettere in sicurezza le comunità locali. Certo. Senta, signor Sindaco, poi la lascio. La sabbia per rifare l'arenile, in un certo senso, viene presa localmente oppure ci sono anche lì delle spese importanti perché bisogna trovare poi la location giusta dove poter attingere, no, il prodotto finale? No, sì, il ripascimento dell'arenile, che è un'attività che viene condotta in termini, diciamo, ordinari negli ultimi anni, ed è un'attività fondamentale per il mantenimento della linea di costa e per l'estensione delle concessioni demaniali. Ma questo tipo di attività, diciamo, è condotta in virtù di procedure amministrative, burocratiche molto, molto complesse, che vedono una intersecazione delle norme regionali con quelle statali. E non si può prendere la sabbia dove si vuole per poi riposizionarla dove serve. È necessario innanzitutto fare delle analisi di compatibilità del materiale dal luogo nel quale viene asportato al luogo nel quale viene collocato, e la compatibilità non deve essere solo granulometrica, ma anche fisica, chimica e tossicologica, e in particolare quest'ultima analisi, che viene richiesta negli ultimi anni a seguito dell'adozione di un particolare decreto ministeriale, ecco, è una analisi che talvolta porta a dei risultati imprevedibili, e quindi dopo questo lungo processo potrebbe capitare che il pensiero che è stato condotto circa l'asporto di quel materiale da una location non possa essere consentito in virtù dei risultati dell'analisi, e quindi bisogna ricondurre completamente tutta la procedura. Questo richiede dei tempi molto lunghi che talvolta non sono compatibili con le esigenze legate allo sviluppo delle imprese turistiche e all'allestimento dell'arenile, e quindi a garantire a Lignano di poter fare la stagione turistica. Questo è un grosso problema, perché noi in questi anni abbiamo cercato di diciamo rendere compatibili le esigenze della sicurezza della navigazione con l'attività di dragaggio e quelle legate al ripascimento dell'arenile, cioè proprio per massimizzare le risorse che vengono stanziate dalla regione e quindi razionalizzare anche la spesa, si utilizzava il materiale dragato, che è sempre sabbia, per poi ricollocarlo sull'arenile. Però appunto alla luce di queste nuove normative che impongono delle analisi molto più complesse, in alcuni casi questo tipo di attività non si è potuto fare, e quindi abbiamo dovuto andare ad utilizzare e a rispalmare spiaggia che era già presente sull'arenile. Quindi il materiale sabbioso, ecco, in determinati punti di Lignano viene a depositarsi naturalmente a seguito delle correnti, no, e delle maree, e alcune zone fungono da cava di prestito per poi riposizionare la sabbia dove serve, però sempre sulla base delle analisi che devono essere condotte. Quindi è un'attività particolarmente complessa, molto lunga, e che richiede
anche diciamo delle competenze specialistiche per essere condotta in maniera efficace, e spesso queste competenze arrivano o da certo. consulenti esterni o direttamente dalla regione. Quindi diciamo che è anche questo un elemento purtroppo di una certa complessità, ma che deve essere governato per garantire insomma la continuità diciamo delle aziende e anche della località di Lignano come località turistica, insomma, e quindi la stiamo facendo nonostante queste difficoltà di carattere burocratico tecnico. Chiaro. Che Natale sarà invece Capodanno per la sua località, vista la situazione collegata anche alla pandemia e tutti i vari DPCM, ordinanze che vietano l'arrivo di massa di turisti e tutto, diciamo così, limitato. Ci sarà comunque il Natale e le festività di Capodanno e altro su Lignano, e di certo penso che qualcosa farete, no, signor Sindaco? Diciamo che noi eravamo partiti con una certa programmazione, ma abbiamo dovuto necessariamente ridimensionare le nostre aspettative proprio alla luce di quello che sta succedendo sul numero dei contagi e quindi sull'andamento della pandemia, ma anche rispetto alle nuove regole che certe attività non le consentono. Quindi nella sostanza noi abbiamo allestito con le luci natalizie, quindi con le decorazioni di arredo urbano, tutta la località, in particolare concentrandoci Mhm. su Sabbiadoro, ma ci sono dei punti anche allestiti su Pineta. Le attività che sono aperte in questo momento non sono molte, non possiamo permetterci di fare il Capodanno ovviamente in piazza, Chiaro. e abbiamo allestito lo stesso il presepe di Sabbia e stiamo elaborando un tour virtuale, perché in questo momento non è consentito Mhm. l'accesso e quindi la visitazione a questa diciamo opera, ma pensiamo insomma di divulgare la comunicazione, l'immagine e il fatto che Liano c'è anche durante le feste attraverso le nuove tecnologie in questo momento, perché è l'unica cosa che ci viene Chiaro. consentita. Tra l'altro stiamo parlando con la Lisagest, che ha predisposto insomma la location per la realizzazione del presepe di Sabbia, per poter magari garantire una sua fruizione nel momento in cui la stessa verrà consentita, e quindi magari ecco, protraendo il suo mantenimento anche nei mesi nei quali invece generalmente veniva smantellato, quindi mi riferisco in particolare a febbraio, a marzo, ecco, eventualmente nel momento in cui cioè magari possa essere consentita la sua visitazione. Ecco, questo è quello che noi stiamo cercando di organizzare. Ovviamente anche i mercatini di Natale sono saltati, no? Anche se c'era un grande Certo. entusiasmo e anche una grande richiesta per poter realizzare, diciamo, questo Natale nella più normalità, ecco, no? Che nella normalità che è una esigenza oggi diventata quasi essenziale per la nostra comunità, ma anche Bene. per l'intera comunità nazionale, penso, no? Ecco. Bene, io la ringrazio, signor Sindaco, per la partecipazione. Vedo già in bassa frequenza anche gli altri due ospiti che tra qualche istante metterò online per dialogare con loro. Non resta che augurarle buon Natale, buone feste sia a lei che alla famiglia, insomma all'intera comunità di Lignano Sabbiadoro, per una pronta ripresa, come si dice in questi casi. Grazie infinite e ricambio di cuore anche a voi. Bene, salutiamo dunque Luca Fanotto, sindaco di Lignano Sabbiadoro. Vediamo già pronto Francesco Brollo, che è il sindaco di Tolmezzo, nonché presidente dell'UTI della Carnia. Vedo già pronto anche il sindaco di Forni di Sopra, l'amico Lenna, che metteremo tra poco, insomma, anche lui in contatto diretto. Allora, Francesco Brollo, le ultimissime per quanto riguarda questa ondata di maltempo. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti, anche al sindaco, al collega Lenna. Mi guardate adesso di profilo perché sto guardando fuori, mi trovo in comune, sto guardando fuori dalla finestra. In questo momento a Tolmezzo c'è una tregua, quindi tregua intendo nel senso che non sta né piovendo né nevicando. È evidente che ci troviamo in una situazione di difficoltà, una difficoltà in parte inaspettata, perché ieri le previsioni meteo davano neve dai 400 metri in su e nelle aree più interne. Invece ci siamo trovati anche coi fondovalle
fortemente in difficoltà nella viabilità, nelle linee elettriche, e il problema principale, parlando poi e mettendoci in contatto con i vertici dell'Enel, è stata la caduta della dorsale dell'alta tensione tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, e quindi la Carnia si è trovata in un blackout importante. Allora, in questo momento come Tolmezzo abbiamo messo a disposizione il nostro territorio per fare un po' da campo base ai mezzi, intendo le unità che l'Enel sta portando per alimentare l'energia elettrica. Questo dove non sarà possibile ripristinarlo entro la giornata, per cui ci sono dei grossi mezzi all'interno della ex caserma Cantore che sono arrivati e stanno arrivando da Padova, come era accaduto per Vaia, se ci pensiamo, e con dei grossi unità, gruppi elettrogeni per dare elettricità. E questo è una prima cosa. L'altra, evidentemente, oggi sono le scuole chiuse, è una decisione che abbiamo preso congiuntamente come sindaci della Carnia, poi subentrata anche l'ordinanza prefettizia, ma insomma, visto come stava andando, ed era una percezione, sapete, anche fisica, uditiva, bastava stare un momento in silenzio e si sentivano gli schianti degli alberi sotto il peso di questa neve davvero pesantissima, con un peso specifico importante, perché era molto bagnata. Signor Sindaco, cosa molto importante che ho sottolineato anche col suo collega Fanotto, ancora una volta abbiamo dimostrato nell'emergenza che quando l'emergenza chiama, i volontari e la protezione civile, tutto il meccanismo immediatamente parte per intervenire. Non solo, ma i lavori comunque che sono stati eseguiti di miglioramento dopo le varie catastrofi, i vari passaggi di maltempo nella zona, come la tempesta Vaia che ha sottolineato lei, ma le varie situazioni di alluvioni eccetera, dimostra ancora una volta che questa regione comunque vada è preventiva al 100%. Sì, diciamo che i lavori anche sulle criticità idrogeologiche hanno un effetto nel mitigare, no? Poi, e prevenire i danni futuri. È chiaro che, e questo l'abbiamo sicuramente riscontrato su determinati luoghi, questo aspetto di oggi è un qualcosa che dovremo ancora riuscire bene a identificare, no, nelle cause, perché è evidente che ci sono ancora delle piante, c'erano ancora delle piante che creavano delle difficoltà, perché se è venuto a cadere la linea dell'alta tensione, qualcosa è successo. Così come è evidente che però, insomma, di queste cose parliamo da dopodomani. Adesso, come ha detto lei, c'è tutto un formicolio, un movimento di persone che vanno dai dipendenti comunali agli amministratori stessi, ai volontari della protezione civile, ai vigili del fuoco, ovviamente, forze dell'ordine, insomma, anche la nostra polizia locale, che stanno dando il massimo per lavorare sulle priorità. Le priorità sono quelle ovviamente di liberare i problemi di accesso che possono esserci per persone che hanno delle difficoltà di salute. Quando ci sono problemi di circolazione, ripetiamo, non è solo un problema della nostra libertà di movimento, ma ad esempio c'è difficoltà a movimentare le bombole di ossigeno. Quando manca l'energia elettrica c'è chi fa a livello terapeutico degli aerosol che non li può fare. Ecco, insomma, già solo su questi due esempi ci rendiamo conto di come l'orografia della montagna sia un qualcosa di delicatissimo che ha a che fare con i beni primari come quello della salute. Signor Sindaco, la ringrazio per la partecipazione, so che ha anche lei i tempi stretti e dunque le abbiamo rubato un po' di tempo utile per quanto riguarda anche quello che sta accadendo minuto per minuto, ma giustamente anche per sentire e dare messaggi chiari ai nostri amici che ci stanno ascoltando e vedendo attraverso il canale di friulitv.net. Grazie al Sindaco, nonché Presidente dell'UTI Carnia, grazie a Prollo. Allora da Tolmezzo ci trasferiamo in quel di Forni di Sopra, dove vedo già collegato Marco Lenna. Le ultimissime, Lenna. Beh, intanto buongiorno a tutti. Diciamo che abbiamo vissuto un 48 ore
estremamente impegnative. La luce è tornata da meno di mezz'ora. Abbiamo fatto una notte senza luce, senza connessione dati sia telefoni che fibra ottica. Siamo stati tecnicamente al freddo perché anche gli impianti di riscaldamento non andavano. Abbiamo avuto anche l'impianto a biomassa con uno stop perché senza luce non riusciamo a farlo girare. Adesso siamo riusciti ad arrivare a riportare un po' di luce, un po' di normalità. Notte impegnativissima, abbiamo sopra il metro di neve. Ieri sera avevo i 4 mezzi comunali fuori, più ho fatto arrivare una ditta per lo sgombero neve, per portare via la neve, perché ormai le carreggiate delle strade si erano chiuse e non sapevamo più dove mettere tecnicamente la neve, dove scaricarla. Stamattina la protezione civile mi ha mandato su un'altra ditta con 3 camion e una pala. Proseguiamo, nevica ancora, non in maniera intensa, un po' meno intensa, nevica ancora e la situazione è su un sottile equilibrio, proprio fine equilibrio. Abbiamo visto, ecco, ho visto anche, grazie, vi ringrazio a nome anche della nostra redazione per i video e i filmati, insomma, che ci avete inviato da Fone di Sopra per documentare in diretta quello che accadeva, insomma, in quella giornata di domenica, ma anche lunedì nel post maltempo. Purtroppo le previsioni del tempo questa volta ci hanno azzeccato, come si dice, non al 100%, ma forse di più. Ma come ha sottolineato anche con il sindaco Brollo e con Fanotto prima, ancora una volta davanti all'emergenza ci siamo tirati sulle maniche e abbiamo dimostrato che questo Friuli Venezia Giulia è non solo funzionale ma efficace. Beh, guai non aver avuto i volontari della protezione civile che comunque hanno pattugliato il territorio e sono riusciti, se non altro, a evitare alcuni assembramenti di persone, di macchine nei momenti più difficili, soprattutto adesso che eravamo in una situazione difficile. Se permetti, Marco, solo a titolo informativo, proprio per dire che siamo in diretta, no? Sentiamo addirittura la radio della protezione civile collegata che sta aggiornando e questo dimostra che sei lì sul pezzo, non è che abbiamo registrato da una location falsa. Guardate, guarda, ti faccio vedere una roba in più perché ogni tanto, come dice il direttore della diretta, vedi, questo è il mio pasto di oggi, cioè nel senso una fetta di prosciutto e un po' di pane, perché torniamo subito a lavorare appena finita questo spuntino, iniziamo subito di nuovo a vedere la situazione com'è. Chiaro, noi abbiamo avuto, il nostro problema principale è stato veramente la corrente elettrica, perché non avevamo impianti di riscaldamento che funzionavano e se oggi non si tornava un po' alla normalità era veramente un disastro, anche perché la linea interna del comune, che è gestita dalla cooperativa idroelettrica Fornese, non ha subito danni, ha subito danni veramente l'alta tensione, quindi noi non riuscivamo a spillare corrente elettrica dal circuito generale e quindi siamo stati in una situazione di tensione fino a poco fa, perché poi anche le persone dopo un po', sai, meglio di me, farli cercare di ragionare nel momento della difficoltà, bisogna portare pazienza, sentirle spesso, perché funziona così, e fargli capire che bisogna portare pazienza per arrivare a una soluzione. D'altronde prova a immaginare che con 1 metro di caduta di neve sulle case, sugli ingressi, per un effetto fisiologico ti si accumulano dei muri alti circa 2 metri. E non è poco, insomma. Non è poco, e poi palarla è dura come l'acciaio, perché è molto pesante e anche gli stessi mezzi fanno un po' fatica a movimentarla tutta quanta. Per quanto riguarda la viabilità, so che già da domenica sera, anzi da lunedì se non ricordo male, avete riaperto a senso unico alternato la statale 52. Sappiamo che è ancora chiuso il passo della Mauria, che praticamente non so quanti metri di neve, tu lo sai meglio di me, e secondo te la viabilità quando potrà essere, diciamo così, riaperta al suo traffico regolare? Ma allora sul Mauria, sentendo l'impresa che lavora per FVG Strade, ci vorranno 2 giorni per riuscirla un po' a riaprire, perché c'è un connubio tra neve, scesa e piante che si sono intorcigliate l'una con l'altra, quindi bisogna procedere anche con le dovute cautele per riuscire
a riaprirla in maniera ponderata. Per quanto riguarda la nostra viabilità, adesso è garantita, tanto è vero che le corriere, comunque i mezzi di linea, fanno regolare servizio, accumulano un po' di ritardo, ma diciamo che nell'ottica generale è un ritardo molto accettabile. E siamo riusciti a ridare anche prossimità ai servizi medici essenziali, perché c'è gente che ha bisogno comunque delle assistenti sanitarie piuttosto che delle infermiere, e stamattina per fortuna sono riusciti ad arrivare nelle case un po' più in difficoltà. Per la frana che c'è tra Forni di Sopra e Forni di Sotto è attualmente sotto controllo, nel senso che sembra che tutto il materiale che poteva scendere è sceso, quindi è stato pulito. Adesso si tratta di avere un attimo di tregua per fare un intervento insieme a FVG Strade abbastanza importante di consolidamento del versante, ma soprattutto di scoronamento delle piante. Guarda, sai che io non sono uno che si piange addosso, no? Cioè, non ho mai fatto in tanti anni che ci conosciamo, però un appello va fatto, e l'appello è: prendete in seria considerazione di tagliare le piante almeno 15-20 metri dal bordo strada in poi, perché una pianta che cade su una macchina è un morto assicurato, oppure se cade su una corriera. Noi qua in montagna dobbiamo pensare a avere delle fasce di rispetto lungo il margine stradale almeno di 20 metri, perché sennò veramente creiamo dei problemi grossissimi, veramente grossi. E poi niente, tutti i lavori, come dicevi prima anche col sindaco Brollo, i lavori che sono stati fatti in protezione civile hanno permesso secondo me di scongiurare il peggio. È vero che è un primo passo e abbiamo ancora tanto lavoro da fare e impegnarsi sul terreno. Certo. Senti Marco, io ti ringrazio per questa intervista, queste notizie che ci sono giunte direttamente da Forni di Sopra. Ti lasciamo al tuo lavoro perché ne avrai parecchio, forse più di noi, senza il forse, perché mentre noi siamo qui tranquilli e possiamo in un certo senso gestire al calduccio, tu invece ti devi muovere gioco forza per battere tra parentesi il territorio e capire quali sono le necessità della tua popolazione. Un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie a tutti, buona giornata, ciao. Grazie dunque anche al sindaco di Forni di Sopra Marco Lenna, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. L'informazione con l'edizione flash torna intorno alle 14:30/15 per quanto riguarda gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Linea diretta torna invece come sempre, salvo edizioni straordinarie, richieste, causa maltempo eccetera, noi torniamo come sempre domani tra le 13 e le 14 per dialogare, conoscere quello che succede in Friuli Venezia Giulia. A parte la sigla, ci vediamo, e come si dice, dalla lontana provincia dell'impero. Mandi e alla prossima. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.